La legge di bilancio 2017 prevede importanti agevolazioni per le imprese 4.0, iperammortamento al 250% e proroga del superammortamento al 140% dovrebbero incentivare investimenti in macchine intelligenti oppure in tecnologie per l'agricoltura di precisione o per l'abbattimento dei consumi energetici. L'Istituto di Credito Banca Valsabbina ha recentemente stanziato per le PMI scaligere innovative un fondo da 20 milioni di euro. Un plafond ad hoc per le imprese che investono nel 4.0. Per le imprese veronesi in particolare un plafond di 20 milioni con delle condizioni di tutto rispetto. Un'iniziativa che assume ancor più valore in un contesto generale in cui molti istituti di credito sono in difficoltà, in particolare in Veneto, e che segue azioni strategiche in netta controtendenza con l'andamento generale di razionalizzazione degli sportelli. Banca Valsabbina, che nel 2016 ha chiuso con un utile netto di 4 milioni, garantendo ai suoi 40.000 soci un dividendo di 6 centesimi, ha aperto in questi mesi in Veneto 7 nuovi filiali. Si è conclusa un'operazione straordinaria di acquisizione di sportelli da parte di Ipobank, che ci ha permesso di rafforzarsi ulteriormente nel Triveneto, arrivando su piazze come Vicenza, Schio e Modena, dove non eravamo presenti e dove ci sono delle indubbie potenzialità e su cui puntiamo per i prossimi anni. Ma in un periodo di grandi cambiamenti e di criticità per tante banche, alcune storiche, come ristabilire il rapporto di fiducia con i clienti e i risparmiatori? Bisogna partire da questo, la trasparenza e poi la certezza di avere delle risposte, positive o negative che siano, in tempi ragionevoli.